Buonasera e ben ritrovati a Sette Sera. Adesso facciamo un tuffo in un mondo di qualità, nel mondo dell'artigianato, un mondo tutto da scoprire. Noi lo scopriremo questa sera insieme ad Antonio Intiglietta, presidente di Gefi SPA. Buonasera e bentornato a trovarci. Buonasera a voi. Allora, noi ci siamo incontrati settimana scorsa, abbiamo iniziato a sviscerare le prime chicche di questa kermesse che ormai è veramente attesissima in tutta Italia, una kermesse alla quale partecipa veramente tutto il mondo. Ha dei numeri sorprendenti, ma i primi numeri da quali dobbiamo partire sono le date. Allora, quando possiamo venire a trovare l'artigiano in fiera? Beh, ormai è fra pochi giorni, no? Da sabato 1° dicembre a domenica 9 dicembre, tutti i giorni festivi dalle ore 10 alle ore 22:30 e invece giorni feriali dalle ore 15 alle ore 22:30, tranne giovedì, perché giovedì noi apriremo la fiera come un giorno festivo, proprio all'anticipazione, diciamo, della festa di Sant'Ambrogio, quindi apriremo giovedì dalle ore 10 alle ore 22:30 come giorni festivi, ed è, come tutti sanno, un'occasione unica per poter incontrare, assaporare tutta la tradizione e la cultura dell'artigianato del mondo. Le occasioni sono tantissime, perché dovete pensare che ci sono quasi 3.000 espositori. Incontrerete veramente ogni luogo del mondo, anche i paesi più lontani da noi, insomma, che non ci basterebbe neanche un viaggio per scoprire così bene. L'altra volta abbiamo parlato bene delle differenze culturali, della posizione degli artigiani in questo momento difficile. Adesso sarebbe bello invece scoprire com'è la posizione dei giovani con il mondo del lavoro e con il mondo dell'artigianato. Allora, sono giovani che spesso non hanno più neanche la speranza, spesso non vedono neanche il trampolino di lancio nel mondo del lavoro dopo gli studi. Allora, come l'artigiano in fiera invece accoglie i giovani? I giovani possono essere solo spettatori che vengono a scoprire, insomma, trovano tutte le idee regalo e trovano anche tanta cultura, o c'è spazio anche per loro? No, la cosa molto interessante è che intanto il fatto che molti artigiani che espongono in fiera sono giovani. In parte questa è una scelta voluta da parte loro per passione, per dedizione, per un genio particolare. In parte perché questo appartiene in fondo a un passaggio generazionale, cioè molti giovani iniziano a lavorare nella bottega del padre e quindi c'è il famoso passaggio generazionale, per fortuna. Ma la cosa interessante è che questa crisi sta mettendo chiaramente in evidenza che il futuro dell'economia internazionale, mondiale, e in particolare buona parte del futuro dell'economia del nostro paese, passa attraverso l'artigianato, non semplicemente concepito come il lavoro del passato, ma il lavoro del presente e del futuro. Si tratta di mettere insieme la tradizione, la cultura di vari mestieri, innovati con l'innovazione tecnologica, creativa e anche della comunicazione delle nuove generazioni che magari hanno fatto l'università, ma non per questo vengono meno l'idea di diventare protagonisti di loro stessi attraverso innovazioni, produzioni e sviluppo. Per cui l'artigianato sta rappresentando sempre di più una nuova via all'occupazione e all'imprenditoria, e questo è molto interessante e molto positivo. Le più grandi eccellenze italiane nel mondo nascono dalla cultura artigianale italiana, su tutti i settori, dal design alla moda all'enogastronomia. Una delle notizie più interessanti di questo periodo è che buona parte dei nuovi cuochi italiani sono giovani, sono sotto i 40 anni, addirittura molti sotto i 35 anni, e ragazzi che hanno fatto una grande gavetta, una grande esperienza, e rischiano già da giovani il loro talento, le loro capacità e le loro esperienze. Ecco, questo dice di una tendenza molto positiva, e in fiera ci sarà modo per i nostri milioni di visitatori di poterli incontrare, di potersi rapportare, di poter
apprezzare il loro lavoro. Bene, bene, finalmente è bello scoprire un settore in cui i giovani sono riconosciuti come una vera risorsa, insomma, come quel link che serve per mettere insieme la cultura di sempre, la tradizione che ci portiamo dentro con le moderne tecnologie, i nuovi saperi e soprattutto i giovani tante volte sanno anche ascoltare le nuove richieste, perché tante volte si ha qualcosa di meraviglioso ma non ci si accorge che quello che il mercato chiede è qualcosa di nuovo, per cui i giovani hanno questa capacità, ma vediamo quali possibilità sono state date loro all'artigiano in fiera, perché i giovani possono sfidarsi quasi a colpi di creatività, farsi vedere, mettersi in mostra e in vetrina a colpi di creatività in due settori, sia moda che design. Allora cerchiamo di capire quanto spazio c'è prima per la moda. Ma per la moda la nostra intuizione è nata l'anno scorso, dove la domanda che ci siamo posti è cosa succederà nel futuro? Chi sarà il futuro Armani, il futuro Missoni, il futuro Prada? Cioè, quali saranno i giovani, il futuro, da dove Versace, da dove vengono fuori? Beh, questi grandi personaggi che hanno reso famoso l'Italia nel mondo vengono dalla tradizione artigianale, no? Innanzitutto sono stati dei sarti. Allora abbiamo cercato di recuperare e di valorizzare i maestri, ma in particolare i giovani nella sartoria italiana, in particolare della nostra area, e quindi questo spazio che è stato creato sulla moda sta proprio a significare e a promuovere loro, anche direttamente sul pubblico. Al cuore di questo spazio c'è una passerella per cui ogni giorno tutti i loro prodotti sono anche comunicati e promossi attraverso delle vere e proprie show che vengono fatti con i loro vestiti, e questo è molto interessante perché è chiaro che può sostenerli e aiutarli. L'altro grande spazio che è cresciuto quest'anno in modo significativo invece è dato dal design, e qui è molto interessante perché sono giovani che hanno una loro genialità, mettono insieme la loro genialità con le innovazioni tecnologiche, e vi è un'esposizione molto veramente bella e interessante del design italiano fatto dai giovani. Parte di loro ha già vinto concorsi internazionali, è già conosciuto e quindi rappresenta anche già un'eccellenza nell'innovazione del design. Certo, la nostra eccellenza. Allora rimaniamo nel design e parliamo di una delle tantissime aree tematiche che possiamo incontrare all'artigiano in fiera. Parliamo di abitare la casa, perché ci sono tantissime soluzioni che soprattutto devono rispondere alle nuove tendenze di mercato, perché adesso la casa è il nostro nido, lo dico sempre qui a Sette Sera, deve rispondere alle nostre esigenze, ma oggi le nostre esigenze richiedono anche un'ecocompatibilità, un'ecosostenibilità. Allora ci sono risposte anche di questo genere? Sì, certo. Innanzitutto questa grande area che abbiamo realizzato con la partecipazione dei maestri e artigiani nel campo dell'arredamento, del complemento d'arredo, apre come dire, una promozione di sé ponendo una sfida al mercato. Cioè la domanda è come un artigiano è e si differenzia dalla grande imprenditoria industriale dell'arredo italiano, perché un artigiano costruisce con le stesse capacità, con lo stesso gusto e con ottime tecnologie la casa su misura. Infatti la nostra esposizione, che è nel padiglione 4, Abitare la casa, è fatta non per esposizioni di produzione, ma c'è il monolocale, c'è il bilocale, c'è il trilocale, ci sono caratteristiche di case differenti, e intorno a questa esposizione, che quindi realizza la casa su misura, vi sono poi i prodotti dell'ecocompatibilità, dell'ecosostenibilità, che cerca di dare l'ulteriore contributo per materie o per prodotti all'intervento alla ristrutturazione della propria casa, fino ad arrivare all'intervento sul risparmio energetico e sulla produzione di energia attraverso il solare piuttosto che il fotovoltaico o altre tecnologie. Quindi in qualche modo questo grande spazio è immaginato proprio per promuovere il comparto dell'artigianato nel settore dell'arredo. Ed è molto importante in questo momento questa promozione, perché in questa fase può dare una risposta puntuale ai tanti visitatori che magari cercano ottima qualità
buon servizio a condizioni economiche vantaggiose, e questo è un mix che l'artigiano può offrire. Assolutamente sì, diciamo anche che tante volte l'idea di avere una casa su misura può far paura, perché si pensa che una casa su misura deve essere una casa per forza grande, ma perché si hanno più possibilità economiche. Non è più così, perché lei ha citato il monolocale, il bilocale, per cui vuol dire che anche tanti nuovi giovani, tante nuove famiglie possono avere il loro piccolo sogno per davvero, ecco. Questo è un qualcosa di importante da dire, soprattutto in questo momento, ci tengo a ripeterlo. Prima di salutarla, vorrei insegnare un po' ai nostri telespettatori come fare ad ambientarsi nei 150.000 metri quadri di esposizione, perché sono tantissimi, sono guidati da padiglioni, ari tematiche l'abbiamo detto prima, ma c'è anche una piccola innovazione tecnologica che ci terrei a dire con lei. Con gli smartphone si può navigare al meglio, giusto? Certo, con gli smartphone ci si può collegare all'app Artigiano in Fiera, e questo permetterà di scegliere il padiglione dove andare, segnarsi i prodotti interessanti per andare a recuperare durante l'anno, individuare quali sono gli artigiani che più possono interessare. Uno vuole vedere dei prodotti siciliani, segna la categoria, segna il nome del territorio e gli verrà indicato direttamente, oltre ovviamente alle tradizionali guide, ma lo smartphone oppure anche tutti gli strumenti, come dire, moderni di web permetteranno di aggiornarsi sin da subito su tutto quello che accadrà in fiera. Bene, benissimo, così almeno anche chi avrà meno tempo potrà godersi la fiera al meglio, anche se il massimo, devo dire, io è un appuntamento che seguo da anni, ci si fanno le giornate, quelle delle idee regalo, si gusta qualche cosa di veramente diverso, e poi insomma si torna a casa sicuramente arricchiti, con tanta storia anche in più. Allora io la ringrazio, prima di salutarci diciamo ripetiamo le date, ripetiamo anche che l'ingresso è assolutamente gratuito, questo è importante da dire. Le date sono dal 1° dicembre al 9 dicembre, dalle ore 10 alle ore 22:30 nei giorni festivi e dalle ore 15 alle ore 22:30 nei giorni feriali. Benissimo, allora io la ringrazio moltissimo, dottor Intiglietta, grazie, torni da noi perché sono tantissime le cose. Con piacere, veniteci anche a trovare. Ma questo assolutamente, veniamo tutti dall'1 al 9, adesso voi rimanete con noi perché subito dopo la pubblicità andiamo a scoprire la nostra casa con tantissime soluzioni eco ma molto glam, state qui.